facciamo due passi e ci guardiamo un po' la costa, il mare. Siamo in un posto nuovo dove non sono venuto tante volte. Sono venuto una volta ma non ero riuscito a salire. La prendo. Ich crocchetto, sa. Crocchette per caricarsi. Sì. Camminare qui è abbastanza semplice, bisogna giusto salire su, sentiero un po' roccioso. Qui di qua ci sono un paio di strutture antiche. Qui siamo sulla Sella del Diavolo, arrivare fin qui non è tanto difficile, bisogna camminare, sì, mezz'oretta. Una volta che si arriva qua, lo spettacolo è fra i migliori. Questa qui è una bellissima area archeologica, come sempre le aree archeologiche in luoghi strategici, e ci sono queste due torri, c'è anche un tempio qua dietro, però non ci si può arrivare vicine, è chiuso. Per quanto possibile ogni tanto faremo un giro in zone di mare. A me il mare piace, non mi piace andare al mare e sedermi lì tutto il giorno a prendere il sole, quello no. Mi piace fare una passeggiata, mi piace l'idea di vivere vicino al mare, vederlo, sentire l'odore del mare la mattina quando apri le finestre, quello mi piace del mare. Quindi parleremo ogni tanto di mare, vedremo alcuni luoghi belli, non sono di quelli che rinnega il mare o comunque che lo svalorizza. Secondo me siamo molto fortunati e il mare è forse una delle fortune più grandi che abbiamo qui.